Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato un accordo di programma con il presidente del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, Giorgio Quagliuolo, per potenziare il servizio sulla differenziata in Sicilia. Nello specifico, l'intesa riguarda il rafforzamento dei servizi di raccolta per vetro, plastica, carta, legno, acciaio ed alluminio e coinvolgerà i comuni dell'isola con più di 50.000 abitanti che non hanno raggiunto la soglia del 25%. È un'occasione importante per il territorio siciliano che speriamo consentirà di migliorare la qualità della vita e soprattutto la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ed infatti l'assessore all'energia Alberto Pierobon e il dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti Salvo Cocina hanno sottolineato durante la firma dell'accordo l'importanza che questo provvedimento rappresenti per la comunità siciliana. Era stato Piero Bonna, assessore all'ambiente alcuni mesi addietro, a presentare il nuovo piano regionale lanciando la preoccupazione del settore dei rifiuti ed infatti l'assessore si era rivolto al dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina, per indicargli tutte le questioni di cui occuparsi con la massima urgenza, informando anche il presidente della regione Musumeci. La Giunta infatti ha approvato da tempo il piano dei rifiuti che si basa sull'idea per cui ogni territorio provincia sia autonomo nella raccolta e smaltimento dei propri rifiuti.